L'agroalimentare presidio del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico e questo è il tema di un seminario di studi che ha avuto il via ieri presso il Consorzio Universitario di Agrigento, a cura dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali. Tante le tematiche approfondite inerenti il rischio idrogeologico, le strategie per la mitigazione, l'impatto socio-economico sul territorio. Si è anche discusso sul dissesto idrogeologico e la manutenzione del territorio e il ruolo dei dottori agronomi e forestali, quello della pianificazione forestale nella prevenzione e la mitigazione dei rischi ambientali. All'iniziativa ha portato il suo contributo l'ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento, dottor Rino Lamento, la relazionato Marcella Cipriani in rappresentanza dell'Ordine Nazionale e ha moderato i lavori Giovanna Mangione, presidente dell'Ordine Agronomi e Forestali della provincia di Agrigento. Oggi come Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento abbiamo sentito la necessità di discutere su un tema straordinariamente importante ed attuale come quello dell'agroambiente come presidio del territorio. È chiaro che la pianificazione territoriale dissennata degli ultimi anni, la perdita del consumo di suolo, la desertificazione dello stesso ha causato gravi problemi in tutto il territorio e a poco vale aspettare il nefasto evento dell'evento meteorologico magari poco regimentato con perdite di vite umane sperando di capire di chi siano le responsabilità. Noi oggi assieme a tutte le professioni mettendo insieme sapere tecnico e cercando di sensibilizzare anche il governo che come cultura di governo del territorio cerchiamo di aprire una grande maglia partendo del tema per arrivare a delle precise soluzioni tecniche preventive più che soluzioni finali, diciamo, che poi alla fine poco servono per evitare disastri funesti. Non si fa abbastanza prevenzione, Presidente? No, sicuramente no, perché il territorio va preservato prima di perdere il suolo, le autorizzazioni a costruire vanno pianificate prima con buoni piani che possano regolamentare la pianificazione territoriale. Tutto quello che noi vediamo e di cui tanto si parla negli eventi straordinari di pioggia come protezione civile alla fine valgono a poco se non si fa una prevenzione accurata del nostro territorio che poi alla fine è il presidio, una cura puntuale del bacino idrografico, una cura tecnica del manutenzione quotidiana che possa anche, tra l'altro è stato proprio statisticamente comprovato che ogni somma spesa prima in prevenzione equivale a 5 volte di più almeno su quello che poi è il recupero del territorio o il recupero da danni provocati dai dissesti idrogeologici. Ho detto la migliore forma di prevenzione era proprio la corretta applicazione della nostra professione, quindi una corretta pianificazione territoriale, una corretta pianificazione forestale e soprattutto una sensibilità professionale che ci consente di adottare delle scelte progettuali coraggiose che ci consentono anche di dire che in alcuni luoghi non ci devono essere costruzioni e il coraggio anche di dire che soprattutto nella pianificazione forestale che alcuni tipi di bosco hanno per esempio una funzione non soltanto produttiva ma una funzione multifunzionale e quindi una funzione di protezione del territorio. Sicuramente il ruolo degli agronomi è fondamentale nella gestione dell'ecosistema, questi corsi quindi ben vengano. Oggi abbiamo parlato anche delle criticità idrogeologiche a cui è sottoposto il nostro territorio provinciale. Io ho presentato quelle che sono le iniziative più recenti che stiamo portando avanti per cercare di superarle e mi sono anche soffermato sul fatto che bisogna che diverse politiche confluiscano, cioè da un lato bisogna puntare sulla una manutenzione programmata, non episodica del reticolo idrografico provinciale, dall'altro bisognerebbe puntare su politiche di rigenerazione urbana sostenibile che riduca il consumo di suolo quasi a zero e che di punti soprattutto sulla rigenerazione per l'appunto, il recupero e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente.